ritrovati all'ultima edizione del giorno del TG Flash di New Sicilia. Nei prossimi giorni il procuratore della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, Giuseppe Adornato, insieme agli altri pubblici ministeri che stanno curando l'indagine sull'omicidio di Salvatore Chiofalo, si recheranno sui luoghi chiave relativi alla scomparsa del giovane barcellonese avvenuta nel 2016 all'età di 32 anni. La decisione è scaturita dalla necessità di chiarire gli ultimi spostamenti di Chiofalo, la cui autovettura era stata ritrovata in fiamme alla luce dei nuovi elementi emersi e per i quali è stato riaperto il fascicolo. Un incidente si è verificato stamattina sull'autostrada 29 Palermo-Mazzara del Vallo sul tratto della diramazione verso Trapani. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto che procedevano in direzione del capoluogo siciliano si sono scontrate all'interno della galleria di Fulgatore. Le due macchine sono andate distrutte, una delle due peraltro si è ribaltata, il bilancio è di 2 feriti. E ancora un incidente avvenuto stamani, questa volta ci spostiamo in provincia di Catania ed esattamente a Santa Maria di Licodia, dove in via Cavaliere Bosco, nei pressi dello svincolo della strada statale 284, si sono scontrate due auto. Uno dei due mezzi, una Fiat Punto, si è ribaltato, il conducente è rimasto ferito ed è stato condotto in ospedale dai sanitari del 118. Dopo una breve parentesi di pioggia, ritorna in Sicilia bel tempo. Per domani, mercoledì 9 novembre, la Protezione Civile regionale non ha diramato alcuna allerta meteo. Non sono previste precipitazioni sull'isola, il cielo sarà sereno su gran parte della regione, con nuvole sparse che potrebbero presentarsi soprattutto nel catanese, nel siracusano e nel ragusano. Non si segnalano fenomeni particolarmente rilevanti per quanto riguarda mari e venti. È tutto per questa edizione, il TG Flash ritorna domani mattina alle ore 10. Buona serata. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.